sono disponibile a mettere in campo, a mettere in gioco quello che so fare nella vita, quindi suonare, cantare o qualsiasi altra cosa, comunque io ci sono. E come Ricky Bizzarro, anima storica dei Radio Fiera, sono molti gli artisti veneti che hanno dato la propria disponibilità a partecipare a manifestazioni di raccolta fondi per le popolazioni colpite dal tornado di mercoledì scorso. Ero sull'orto per arare i succati, tu ne dai a 3 botti, mega fatto sigare. Sarai finestre se qua il temporale. I Los Massadores, che 6 anni fa, dopo la tromba d'aria che colpì il loro paese, scrissero Ioanni, anche ora non si tirano indietro. Stamattina hanno chiamato i Rumatera, storico gruppo musicale nato proprio a Cazzago di Pianiga, e hanno fatto sapere che anche loro ci saranno all'evento concerto che verrà organizzato nelle prossime settimane in Riviera del Brenta. E come loro, tanti altri artisti come Tolo Martona, chitarrista trevigiano. Nessuno può rimanere indifferente, artisti e non, penso, no? E sì, sarei molto, molto contento di farlo quando si può fare qualcosa di buono con la musica. Qui dalle nostre parti la solidarietà non ha né tempo né nome. Quando c'è da aiutare ci si tira tutti sulle maniche, ognuno come può e ognuno con quello che meglio sa fare. Uno dei primi a farsi avanti è stato proprio un ragazzo disoccupato di Crespano con la passione per la pittura, che alla nostra redazione mercoledì sera, giorno della tromba d'aria, aveva scritto di voler donare un suo quadro. Dopo di lui tanti altri artisti più o meno noti, ma sempre con tanta voglia di aiutare il prossimo, come Marco Varisco, maestro del vetro trevigiano. Siamo vicini a queste famiglie, quindi qualsiasi cosa si possa fare, anzi faccio un appello a tutta la cittadinanza di Treviso e a tutta l'Italia.